Le colpe dei figli non devono ricadere sui padri. A scriverlo era Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, in una nota diretta agli organi di stampa con la quale comunicava il respingimento della richiesta di dimissioni da parte dell'assessore comunale Marco Dal Ponte, presentate dopo la notizia del coinvolgimento del figlio 19enne in un pestaggio di gruppo ai danni di un cittadino egiziano lo scorso 22 marzo. Risponde così il primo cittadino, ricalcando le parole di quel 10 giugno scorso alla nostra richiesta di prendere posizione sulla bufera politica che da settimane vede al centro del ciclone l'assessore Dal Ponte, alimentata dalle dichiarazioni di Mario Conte, sindaco di Treviso ma soprattutto presidente di ANCI Veneto, ospite a Ring dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Per Conte la famiglia Dal Ponte, al pari di tutte le altre in cui i figli si rendono responsabili di reati, dovrebbe essere destinataria di percorsi rieducativi e formativi, poiché le famiglie in primis devono essere responsabilizzate e ancora perché evidentemente è mancato qualcosa nel percorso formativo dei propri figli, ha detto. Dichiarazioni importanti, specialmente considerata la vicinanza politica di Mario Conte con l'amministrazione di centrodestra di cui fa parte Dal Ponte, e in città c'è già chi parla di sfiducia degli alleati all'ensemble di Palazzo Rosso. Per De Pellegrin tuttavia le responsabilità sono personali, specialmente per quanto riguarda le condotte dei figli maggiorenni, convinzione condivisa dall'assessore Dal Ponte a tal punto da ripresentarsi per la prima volta pubblicamente dopo essersi astenuto da rilasciare qualsiasi dichiarazione durante la bufera mediatica come capofila ad una conferenza stampa proprio sul tema della giustizia riparativa lo scorso 17 giugno.